Non capisco perché ci devono essere gli avvocati che possono difendere i mafiosi e i sindacalisti che non possono difendere un lavoratore in ragione del fatto che pensa di essere stato licenziato ingiustamente, dopo che magari in quell'azienda che lo vuole licenziare gli hanno anche rovinato il fisico. È ora di smetterla, perché poi sono le stesse persone che scrivono questo e quando toccano a loro vengono da noi e ci dicono ma voi non fate niente e non contate niente. Su questo sono abbastanza convinto che sia così. E non contiamo niente perché se poi passano questi messaggi e questa cultura è chiaro che rischiamo di avere le mani legate. Io, come si dice, è un po' di anni che faccio sindacalista. Licenziamenti ne ho visti tanti, collettivi e individuali. E non mi sembra che ci sia questa difficoltà a licenziare nei luoghi di lavoro. Ci sono delle procedure da fare, delle leggi, perché vogliamo tornare, come si dice, agli anni che mi raccontava mio padre quando diceva il sabato, dopo aver lavorato 6 giorni, che se non andava a lavorare anche la domenica, lunedì poteva stare a casa. E glielo dicevano a voce. Vogliamo tornare a quei tempi.